Brick OK, ovvero un vasto assortimento su 1100 metri quadri di negozio, tutto da scoprire. Prodotti per gli amanti del fai da te e del giardinaggio e tutto per il green e la vita all'aria aperta. Decorazione, utensili, piccoli mobili casa ufficio, porta soffietto, elettricità, termoidraulica, vernici, smalti, ferramenta, falegnameria, anche con servizio taglio legno e poi pensiline, prodotti per la ristrutturazione e la manutenzione, abbigliamento antinfortunistico. Brick OK è dedicato ai privati, ai professionisti, ma soprattutto a chi si occupa in prima persona dei lavori in casa, con tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi da ingrosso. Non trovi ciò che cerchi o vuoi un consiglio qualificato? Chiedi al nostro personale a tua disposizione per la realizzazione dei tuoi piccoli e grandi progetti. In Romagna ci trovi a Forlì, vicino al casello autostradale. Brick OK, sempre il massimo risparmio e offerte speciali tutti i mesi. Brick OK, il fai da te a Forlì, vi aspetta con la primavera degli sconti. Tosa erba elettrico 49,95 €, casetta medium store 159 €, degespugliatore a scoppio 2 tempi 149 €, rasaerba Bosch 99,90 €, taglia siepi 99 €, idropulitrice Fury 69,90 € e poi tante altre macchine da giardino, utensili manuali, florovivaismo, concimi e sementi, arredo giardino, irrigazione, accessori giardino, pittura e tutto ciò che serve per il tuo fai da te e la tua casa. Vi aspettiamo da Brick OK a Forlì. 1 maggio 2017 il Romagnolo Audace, evento ciclistico su 3 percorsi di 80, 110 e 130 km, avventura gravel e ciclotour enogastropanoramico di Romagna, percorsi di tutte le categorie e per tutti i fiati, gravel bike, mountain bike, fat bike e bike e per le famiglie a seguito caccia al tesoro nel territorio di Lugo, evento organizzato dalla SD Dega Riders Team Bikes Lo Romagna, info 0545 45 41 1. Domenica 5 marzo dalle 14:30 tutti al Carnevale del Ghetto in centro a Lugo di Romagna. Carri allegorici, giochi, bancarelle, sfrappole e piadina. Info 324 58 85 511. Carnevale del Ghetto, domenica 5 marzo a Lugo. Ristorante Tocchi Sushi, non solo sushi. Oltre 150 i piatti che potrete gustare preparati al momento dai nostri chef con materie prime di alta qualità italiana. Menù senza limite a prezzo fisso a pranzo e a cena, solo con servizio al tavolo. A Faenza, Tocchi. Le soluzioni ad ogni problema di sollevamento e trasporto. Ori, officine e rimorchi industriali. Siamo in via Maddalena Venturi numero 19 a Granarolo Faentino. Telefono 0546 41 041 www.ori.altini.com. 60 anni assieme, 1956-2016. Tabaccheria Sismoca, Super Enanotto, ricariche telefoniche, cartoleria, dolciumi e oggettistica varia. Siamo aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 21, la domenica dalle 10 alle 20:30. Ci trovi in via Bisaura 1/3 presso il centro commerciale Le Maioliche di Faenza, telefono 0546 6336 14. Tabaccheria Sismoc. Cooperativa Produttori Agricoli Granfrutta Zani, sede lavorazione via Monte Sant'Andrea 4 a Granarolo di Faenza, provincia di Ravenna, stabilimento solo lavorazione via Sinistra Canale Superiore 20 a Bagnacavallo, telefono 0546 69 52 11 www.granfruttazani.it. Presidente un po' sporco di coriandoli, presidente dell'associazione Stare Insieme. Iuri Montecchian, non ti avrei riconosciuto quest'oggi, presidente, sei di tutto punto vestito, polizia, e questo mi prelude già un po' il titolo del carro di Granarolo. Sì, belli dentro, è il gruppo a piedi del 2017 di Granarolo, della seconda media. I ragazzi insomma sono carichi, vogliono partecipare, allora bello, li aiutiamo e facciamo qualcosa sempre. Martedì oramai è una tradizione che sia dedicato esclusivamente ai ragazzi qui a Granarolo Faentino. Domenica mi hanno detto che c'è stato un tripudio di gente, però oggi noi sai che lo scegliamo come data classica della chiusura dei carnevali, diciamo quelli che ossequiano e osservano la tradizione cristiana. Oggi è il martedì grasso per antonomasia, chiude un po' tutti i festeggiamenti di carnevale per andare verso le appunto domeniche di Quaresima e la Santa Pasqua. Sì, noi come tradizione, come giustamente dicevi tu, noi il martedì lo manteniamo, lo vogliamo mantenere perché è bello avere qua delle tradizioni
a discapito di tutto, però insomma i bambini, quest'anno abbiamo anche delle classi delle scuole di Faenza che sono venute a trovarci, li abbiamo messi su un carro e sono là che si divertono un sacco. Da dove arriva questo bel gruppo? Di dove siete? Solarolo. Solarolo, un bel gruppo dedicato Al circo, al circo. No, non si vede mica che siete al circo voi, Siamo al circo, no, siamo. Lei chi è? Io sono il mago Silvano da Milano. Avete pensato il domatore, ma c'è un domatore qua? Sì, oggi è malato. Ne ho 2 di solito, oggi niente. Quindi sguinzagliati proprio così allo stato brado. Lei chi è? Che giurisdizione queste? Il giocoliere. Io sono la scimmietta che mi pru. Questi sono i miei due Il leone? giochi. Questi sono i miei 2 giochi. Poi Era abbiamo giusto. la partecipazione straordinaria di Moira Orfei oggi abbiamo. Madama, un bel baciamano. Baciamano perché a Moira. È il suo elefante, vede? Direttamente da Moira. Dal circo di Moira, no? Ballerina, lei ci vuol far vedere qualcosa di caratteristico e particolare? E oggi non sono indisposto perché ho avuto un incidente e mi hanno rappessato un po'. No, non si vede, sembra. No. Non si vede un po'. Io mi Fammi sento... vedere un inchino, qualcosa, dai, ci fai vedere qualcosa. Mi allontano un attimo, Facci vedere. Una spaccata no. Una spaccatina. Ho paura di rompermi. No, allora non ci vogliamo rompere. Ciao al circo! You won't forget me when you're sipping with the evidence. I'll leave my traces all over your body. No hay nada más rico que el bombón latino. Ooh la 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 la, ooh la 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 la, ooh la 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 la. After the night, you'll never. Siano le prime ore del pomeriggio del martedì grasso, quindi una giornata infrasettimanale. Tantissimi cari che sono qui, quest'oggi è un po' una tradizione anche per loro partecipare assieme a voi. Sì, è una tradizione, loro vogliono partecipare nel limite del possibile. Come sempre abbiamo detto, è sempre più difficile avere carri, avere persone che si vogliono impegnare per dei mesi prima del carnevale. Però insomma, quando la gente viene a Granarolo e ha voglia di partecipare a Granarolo fa molto piacere e dà soddisfazione. Insomma, bello vedere che i ragazzi comunque partecipano, si divertono, ma si divertono anche i grandi. A questo punto io ringrazierei un po' tutti gli amici dell'associazione Stare Insieme che sono dietro l'organizzazione, ragazzi, ragazze, uomini, donne, tutti coloro che anche sono allo stand gastronomico che comunque oggi non poteva non funzionare. No, infatti non poteva non funzionare il nostro piccolo stand ristoro e anch'io voglio ringraziare tutti quanti i ragazzi che sono là, insomma, impegnatissimi. Sono 2 o 3 giorni di fuoco, però insomma, come dicevamo prima, viva il carnevale, viva la tradizione del carnevale. That makes me glad. I dirty no good, down to the bone. Your worst nightmare can't take me home. So I got some mischief in my blood. Can you blame me? I never got no love. They think I'm careless, a low-life hoe. I feel so useless, misunderstood. Carnevale, viva la tradizione del carnevale. Io do già appuntamento poi a quando ci rivediamo io e te di solito, Sì, è per la festa paesana. Novembre, la cavallo di San Martino, ricordatevelo tutti. Ecco, San Martino diciamo che è sempre a cavallo della loro festa, qualche giorno prima, qualche giorno dopo, ma San Martino c'è sempre. C'è Quindi sempre. 11 di novembre, ricordatevelo, a Granarolo Faentino c'è la festa di ambiente caccia col cinghiale, in salmì, con Mirko, con il grande Corrado che sono i nostri cinghialai preferiti. Esatto. Ricetta sempre super segreta che non mi diranno mai. Oggi vediamo se c'è ancora Corrado che cuoce là tra Vai a vedere, secondo me c'è. Secondo te c'è? Ma sì. Vediamo, se c'è fumo c'è anche il rosso, adesso andiamo a vedere. Esatto.
mí me gusta este juego. Willy William con toda la musica. Je t'aime. Adesso andiamo a conoscere questo bel giovanotto. Da che cosa sei mascherato tu? Da Elton. Hamilton. Ah, fammi vedere. Vabbè, Petronas per forza. La tuta, ma sei accompagnato? Sei da solo? No, dai nonni. Dove sono i nonni? Lì e là. Ah, ma guarda un po', non poteva che essere mascherato da Hamilton, quello che è il nipote di Francesco Sirelli, il patron del trofeo. Il trofeo Bandini di Brisighella, insomma non ci voleva tanta fantasia da parte mia, non poteva essere che così, vero? Esatto, non poteva essere altro che un pilota di Formula 1. È stato il nipote a pensarlo o il nonno? No, è stato il nipote, devo dire che stavolta è stata tutta opera sua. È un fan? È un fan di Hamilton. È già partita la macchina del trofeo Bandini? Direi di sì. Allora, abbiamo già qualche news? Non ancora. Però un sorrisone da orecchio a orecchio, chissà cosa ci porta quest'anno Francesco. Io anticipo solo una cosa, quest'anno sono 50 anni della scomparsa e 70 anni della Ferrari. Un'ultima riflessione, ti piace il carnevale dei ragazzi di Granarola? Oggi è martedì, più piccolino, più ridotto, ma a noi scegliamo questo come carnevale caratteristico. Io non ho ormai 20 anni che vengo il martedì grasso e pomeriggio a vedere questo carnevale, quindi mi ha sempre attirato da quando ero un giovanotto che non avevo neanche nipote dietro. La tradizione non si abbandona, vero? Esatto, le buone abitudini bisogna mantenerle. Grazie Francesco e ciao Hamilton, ciao, quanto va forte Hamilton? Va molto forte, molto, fatti vedere bene. Un saluto. Ciao. Tu vas crier misère. Au final, y'en a toujours un qui va chanter. Te quiero. No sé por qué te quiero. ¿Tienes este sentimiento? No sé por qué te quiero. E abbiamo parlato del cinghialaio, di uno dei due cinghialai, dei nostri mastri cuochi di questo ungulato che è così succulento. Uno è proprio Corrado Stolaroli assieme a Mirko. Mirko oggi non c'è per motivi di lavoro, però Corrado tu sei qua a tenere alta intanto la bandiera ricordando che ci saremo di nuovo. Sì, quest'altro anno ci saremo, però ci manca Mirko e questo è un brutto lavoro perché io senza di lui faccio poco. Mirko manca perché adesso sta avviando una nuova attività, tra l'altro li vogliamo ringraziare perché Smoke, la tabaccheria, è uno dei nostri sponsor, quindi devo ringraziare Sabri e Mirko di questa loro gentilezza che ci fa essere qui assieme agli amici di Gran Frutta Zani, ma anche Ori di Altini. Noi facciamo sempre vedere questo bellissimo spiedo che tra l'altro avete cambiato qualche anno fa, vero? Nuovo. Ma oggi cosa serviamo invece qua? Qua abbiamo la salsiccia, abbiamo la piadina, la pizza fritta che va molto, insomma. La pizza fritta a quest'ora ci sta, è perfetta da merenda. Abbiamo il bisciò, il brûlé, il vino brûlé. E oggi ci sta anche a livello meteo così, non è troppo caldo? È freschino, quindi fa bene. Va bene. Corrado, allora l'appuntamento, anzi diciamo una cosa io e te, Mirko. Lo diciamo come dicevano dei cari amici. Diciamo assieme ti aspettiamo? Al mio 3, 1, 2, 3. Ti aspettiamo Mirko! Baby, look what you've done to me. Baby, you got me tied down. Baby, I'll never leave if you keep holding me this way. Who's this man that's holding me? Sono su una colonna, mi sono ben appoggiata, dopo Corrado sono con Roby e Roby invece mi dirà assolutamente, perché dovrò carpire anche il segreto. Da oggi mi impegnerò per il segreto della piadina fritta. Qual è la ricetta della piadina fritta, Roby? Acqua, farina e tanta buona volontà. Eccola, la stessa buona volontà che c'è nel cinghiale, anche lì una fatica per avere 3 ingredienti, 4 negli anni. 5, 6, ma lì devi parlare con Corrado, Mirko che non c'è. Ma voglio dire, non me l'hanno mai detto che cosa ci mettono, almeno la piadina fritta, dai. Acqua, farina, un po' di lievito, un ovetto. Un ovetto? Ma forse. Ci mettono l'ovetto, signore, avete sentito? Forse, non lo so. Ognuno comunque ha la sua ricetta, questa garantiamo che è, com'è Roby?
questo è buono, questo è veramente buono. L'importante, l'olio bollente. Ecco, ben caldo, bollente. Bollente, bollente. Si butta giù e si tira su, questo è il segreto. Si tira e si tira su. Se lo dice lo chef. Dice lo chef. Poi ci mettiamo prosciuttino E la sua morte. ed è finito. Ok? Grazie Robby. Prego, ciao. Grazie Yuri, salutami tutto lo staff, ovviamente buon divertimento per questa edizione numero 64.